Ciao, ci troviamo con Alessandro Azzeni, guida ambientale escursionistica. Alessandro, avevamo una domanda, dici che cosa sono queste piante che vediamo qua? Allora, questa è quella che in sardo noi chiamiamo feurra. Può sembrare un finocchio, molti potrebbero anche scambiarlo per un finocchio, ma praticamente la forma della foglia è simile a quella della pianta di finocchio selvatico. In realtà, già odorandolo non si sente odore di finocchio. In secondo luogo, praticamente questa è una pianta che le pecore evitano accuratamente di mangiare e quando non lo fanno muoiono, perché è una pianta velenosa, da assolutamente non mangiare. Quest'altra invece è quello che in sardo chiamiamo cardilloni, il nome in italiano è asfodelo e praticamente si riconosce perché al di sotto nella terra c'è una sorta di un bulbo e in realtà è un rizoma modificato, una grossa radice modificata. E praticamente fa queste infiorescenze, questa sorta di grande fiore che appunto dà il nome alla pianta in sardo, il cardillone. Questo, a differenza della ferula, della feurra, la parte del rizoma si può essiccare e fare una sorta di purè proprio e mangiarlo. Ho sentito anche di persone che hanno mangiato i fiori, ma sinceramente io mai. Grazie mille Alessandro. Niente.